Express su Radio Fantastica. L'appuntamento è quello di Tutto a Posto, l'appuntamento è con la voglia di condividere cose belle e interessanti. Io ritengo che quello del quale sto per parlare è un vero e proprio atto d'amore nei confronti della nostra terra. Si chiama esperienzasicilia.it. Io ne parlo con il fondatore, il cofondatore, perché so che lui ci tiene a citare anche i suoi compagni, diciamo, d'avventura, Lorenzo Mercurio. Buongiorno Lorenzo, come stai? Buongiorno a tutti. Benissimo, grazie. Ovviamente ho citato anche i tuoi compagni d'avventura perché siete in tre e condividete quello che io ho voluto definire un atto d'amore nei confronti della Sicilia. Sì, di fatto lo è. Di fatto lo è. Sono insieme ad Alessandra Gioè e a Rosario Ribene in questa avventura particolare. Che è iniziata quando? Dunque è iniziata, diciamo nel 2018, Okay. ma gradualmente, molto gradualmente, si è un po' più stabilizzata da un anno e mezzo circa. Lorenzo, tu sei, oltre ad essere appunto il fondatore di Esperienza Sicilia, sei videomaker, sei antropologo e sei anche la voce narrante di questi bellissimi documentari. Quest'anno ne avete realizzati, avete fatto proprio una serie di documenti tutti col medesimo, diciamo, titolo, avete creato un fil rouge in sostanza. Sì, esattamente. O quantomeno ho provato ad avviare questo fil rouge dagli ultimi documentari e speriamo che abbia un seguito importante. È quello che speriamo, è quello che stiamo veramente provando a fare con tutte le nostre forze. Questa avventura, dicevamo, parte nel 2018 e poi gradualmente si implementa, per così dire. Ma quando è nata, com'è nata l'ispirazione? Spiegami, proprio raccontami. Ma deriva da lontano, deriva dal tipo di studi fatti, deriva da tante esperienze sul territorio, deriva dalla voglia anche di conoscere non solo luoghi, ma anche tante persone che sappiano qualcosa che noi non sappiamo e che quindi ci permettano in qualche modo di crescere. Anche perché, Lorenzo, tu mi insegni attraverso la tua esperienza diretta che molte cose sono, come dire, tradizione orale e si perdono in quanto tale. Bisogna cristallizzarle queste informazioni, no? Bloccarle da qualche parte. Sì, diciamo che è sempre un processo in evoluzione anche quello. L'oralità ormai è, soprattutto con l'epoca informatica, è sempre più rara. Non so se questo sia un pregio, un difetto, non è questo il mio mestiere, però il mio mestiere è quello di documentare anche queste particolarità, ecco. E in questi viaggi che tu hai fatto, ovviamente non possiamo non sottolineare il fatto che in questo momento storico anche realizzare questo genere di lavori è più complicato. Assolutamente sì. Che bisogna chiedere anche per me, cioè i permessi vanno chiesti a prescindere, però chiaramente certo. In un momento come questo è tutto più complicato. Sì. Raccontami quando hai deciso ecco, dimmi. No, fai. Però completami, perché stavi per dirmi qualcosa. No, completa la domanda, così posso risponderti in maniera completa anch'io. No, volevo capire appunto come ti sei mosso in questi mesi soprattutto. Dunque, in questi mesi abbiamo dovuto fare di necessità virtù, naturalmente. Però abbiamo potuto contare anche in un'estate un po' più libera, se così possiamo dire. Quindi in estate abbiamo raccolto qua e là degli indizi, insomma delle esperienze che poi abbiamo potuto comunque raccontare. Si veda per esempio l'esperienza sul territorio di Patti nel Messinese, che è stata fatta proprio durante 5 giorni di vacanza con la famiglia. Mi sono portato la fotocamera nella borsa e ho raccolto tutto questo documentario, tutto questo materiale per realizzare questo documentario, che poi effettivamente ha pure vinto un premio. Cioè, quindi voglio dire, insomma, sono piccole soddisfazioni che ti fanno però credere che stai operando in maniera giusta. Anche perché poi, c'è un obiettivo, no? C'è anche una filosofia a monte di Esperienza Sicilia. Assolutamente sì. Senza una filosofia non si va da nessuna parte, si fanno dei lavori che iniziano e finiscono. E non so quanto questo possa giovare alla continuità di un lavoro. Invece se pensi in grande, anche se poi magari non si realizzerà, ma tu invece credi che si possa realizzare, magari poi riesci a fare molto di più. E allora qual è la prospettiva di Esperienza Sicilia? Guardiamola in prospettiva. La prospettiva è quella che, prima di tutto, nella speranza che finisse questa situazione paradossale in cui siamo ormai da quasi un anno, ma a prescindere, anche se dovesse continuare, ci adatteremo in qualche modo. E cercheremo di realizzare una serie di documentari in tutta la Sicilia
senza vederne una fine. Cioè la Sicilia ha così tante cose da raccontare che non è possibile dire ecco, ora abbiamo finito, non c'è più nulla di cui parlare. E questo è il bello. Assolutamente, anche perché voi avete scelto dei luoghi non scontati, anzi io vorrei invitarvi a fare questa esperienza, è una vera e propria esperienza. Come tu sai, io ho visto questo documentario, quello del Castello di Caccamo, è l'ultimo episodio, no? Che trovate ovviamente su YouTube, sul vostro canale YouTube, ed è veramente bello perché è un luogo che io neanche sapevo esistesse, cioè mi hai trascinata dentro un luogo che mi ha fatto sognare. Ne sono felice, è proprio questo il nostro obiettivo, quello di far viaggiare le persone con non so se dire con la fantasia, perché il nostro obiettivo non è soltanto quello di far conoscere con la fantasia, ma anche quello di invogliare ad andare di persona nei luoghi, perché è quello che è la cosa fondamentale, si conosce tramite gli odori, tramite gli sguardi, tramite le conoscenze, insomma tramite tante cose che vanno oltre lo schermo di un computer. D'altra parte voi avete chiamato Esperienza Sicilia, esatto. Non è un caso, l'esperire è fatto attraverso i 5 sensi e forse anche il sesto, perché no, che ci fa respirare, no? Come giustamente è intitolato Il respiro del tempo, ci fa respirare il tempo nel quale ci immergiamo, per esempio nel caso del Castello di Caccamo. Allora io vi invito a cercare esperienzasicilia.it e ad approfondire su YouTube, chiaramente il canale per vedere, su Facebook c'è la pagina, c'è il sito esperienzasicilia.it, ed io ti auguro, caro Lorenzo, di poter tornare prestissimo in giro per la Sicilia a raccontarci luoghi da scoprire, veramente da esperire. Esatto, grazie mille, e auguro a voi di in qualche modo di esperire insieme a noi, ecco, non solo di guardare i nostri documentari, ma di prenderli soltanto come uno spunto, una traccia, esatto, per una traccia di conoscenza. Diciamo che è una cartolina d'invito per poi raggiungere quel luogo. Speriamolo, veramente auspichiamolo insieme per questo nuovo anno. Grazie Lorenzo. Grazie a voi, grazie a te Antonella. La mattina che mi piace su Radio Fantastica. Tutto a posto? Tutto a posto. C'è Antonella Isabella. Radio